Covid e scuola, le regioni chiedono al governo nuove regole per elementari e medie con 2 positivi in classe, i non vaccinati in DAD. Obiettivo è evitare che il sistema vada in tilt dopo le feste. Alleggerire i Covid point con l'aiuto dei sindaci, a Zero Branco, sperimentazione con l'ULS 2, i tamponi agli studenti delle classi in quarantena si fanno in municipio con dei volontari. Una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese dei funerali. La comunità del Lido di Venezia è sconvolta per la fine della bimba moldava di 3 anni vittima del Covid. Avevi gli occhi pieni di luce, la commozione degli amici e dei familiari alla cerimonia che ha visto Asiago dare l'ultimo saluto alla 31enne uccisa a calci e pugni. Il compagno è accusato di omicidio. Il 2021 si chiude con una raffica di disdette in hotel e ristoranti, piazze senza festa per l'aumento dei contagi e scattano i controlli delle forze dell'ordine contro gli assembramenti abusivi. Il mondo dell'imprenditoria ora fa Vicentina, perde uno dei suoi nomi più noti, è morto negli Stati Uniti Adriano Chimento, aveva 81 anni. Stasera alle 21:15 appuntamento speciale in prima serata con il governatore del Veneto. Su Antenna 3 il messaggio di fine anno del presidente Luca Zaia, dalla guerra al Covid alle sfide del 2022 alle porte. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I temi del Covid e della scuola in apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali, perché la richiesta dei presidenti di regione oggi al governo nell'ultimo incontro dell'anno è stata molto chiara. Con 2 positivi in classe, tutti i non vaccinati devono andare in DAD. C'è anche un'apertura del governo, vediamo. La proposta partita dalle regioni nell'ultimo confronto dell'anno con il governo è chiara e riguarda da vicino il mondo della scuola. Proprio i presidenti di regione guidati dal friulano Federica hanno chiesto all'esecutivo di applicare solo l'autosorveglianza di 5 giorni per gli alunni vaccinati e 10 giorni di quarantena in DAD invece contesta alla fine per chi non è vaccinato, e questo nel caso di 2 positività al Covid-19 in una classe. Duplice l'obiettivo: non mandare in tilt Covid point, scuole e famiglie con il rientro dalle vacanze, ma anche favorire l'immunizzazione nella fascia 5-11 anni, peraltro rilanciata a Marghera dalla pediatra padovana Liviana D'Adalta accanto al governatore Zaia. Resta invece la quarantena di 10 giorni per le scuole dell'infanzia con tampone anche nel caso di un solo positivo. Richieste sulle quali c'è già un'apertura del governo e di molti sanitari, tra questi Roberto Rigoli, padre del test rapido in Veneto e oggi alla guida dei servizi sociali dell'ULS 2 Trevigiano. Dobbiamo rivedere, anzi devono rivedere il fatto organizzativo a livello ministeriale e anche a livello regionale, quindi probabilmente le regole cambieranno e speriamo che cambi anche il virus, come pare stia accadendo, cioè diventi meno aggressivo. Rigoli a Zero Branco per avviare una sperimentazione dedicata proprio alle classi in inevitabilmente alla scienza e trapela un cauto e prudente ottimismo. L'augurio è quello che questo virus possa diventare meno aggressivo, da diventare quasi un'influenza, per cui possiamo diminuire tutto questo ambaradan che è stato messo su. Insomma, ecco, questo è un augurio, è chiaro che finché non conosciamo bene il virus non possiamo abbassare la guardia. Rigoli che per l'appunto si trovava a Zero Branco per l'avvio di questa sperimentazione al momento unica a livello regionale, ma vediamo di che cosa si tratta. L'aspetto principale è la disponibilità e la gratuità che gli infermieri e i medici che abitano a Zero Branco o che lavorano a Zero Branco hanno dato, e quindi la possibilità a tutti i miei cittadini in età, diciamo così, scolastica, ma poi anche ad alcune famiglie, di poter fare il tampone comodamente qua senza dover andare in dogana o nel punto tamponi di Casier, che abbiamo visto nelle ore scorse è stato preso d'assalto a seguito anche delle quarantene numerosissime che interessano la provincia di Treviso. Testato nella sala consigliare di Zero Branco, presto potrebbe diventare un modello per l'intera Marca il sistema approntato da Comune e ULS 2. Il principio di per sé è semplice: coinvolgere medici di base e operatori sanitari del posto in forma volontaria per monitorare gli alunni in quarantena, mettendo a disposizione spazi pubblici. Il modo migliore per evitare le lunghe file ai Covid point e garantire la sicurezza della didattica. È un progetto che è stato anche presentato in conferenza dei sindaci mercoledì scorso, per il quale insomma tutti i comuni hanno dato dichiarazione di interesse, quindi è anche, se vogliamo così,
una piccola nota di merito per il riconoscimento per il lavoro soprattutto del dottor Roberto Rigoli. Rigoli che con una task force di operatori sanitari ha testato gli studenti di 2 classi e relativi familiari, tamponi ma anche sensibilizzazione sui vaccini in età pediatrica, come racconta Salvatore Sportiello, medico di base proprio a Zero Branco. Cerchiamo di convincerli che non c'è nessuna paura, è quello di fidarsi soprattutto da un medico di base, che è un medico di famiglia, in cui viviamo nelle famiglie, più essere sicuri di un medico di base, non vedo il motivo. Tra gli operatori Roberta Granello, zerotina doc, infermiera in terapia intensiva a Treviso, dove ha appena smontato il turno di notte. Questo è il mio paese e sono proprio felice di poter contribuire alla lotta di questa pandemia, anche solo cercando di fare i tamponi ai bambini che devono rientrare a scuola e avere una vita sociale come deve essere per un bambino, tutto qua. Granello che si rivolge a chi ancora nega e minimizza il virus e i suoi effetti. 2 anni in prima linea valgono più di 1000 fake news. Non ci sono parole, nel senso che mi piacerebbe portarli a vedere con i loro occhi quello che vedo io tutti i giorni. Forse in quel modo potrebbero rendersi conto che non è così, o meglio, è così per tante persone, ma per alcune diventa invece un virus davvero devastante che colpisce non solo i polmoni ma proprio tutti gli organi, tanto da metterli a rischio della propria vita. E si terranno lunedì alle 10:45 nella chiesa dei Carmini, in corso Fogazzaro a Vicenza, i funerali di Alessandro Mores, il Novax, 48enne originario di San Michele al Tagliamento, morto martedì all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo aver rifiutato di essere curato. Una vicenda che sta facendo parlare tutto il paese, quella di Alessandro, agente di commercio, padre di 3 figli, che nonostante le gravissime condizioni di salute raggiunte a causa del virus avrebbe detto no all'intubazione, sebbene i medici lo avessero informato di avere ancora poche ore di vita. Inutili anche i tentativi di persuasione alle cure da parte dei familiari. Solo quando il medico gli avrebbe detto che il suo cuore si sarebbe fermato da lì a poco, il 48enne avrebbe prestato il consenso alla rianimazione, ma troppo tardi. Alessandro Mores è morto a poche ore dall'ingresso in ospedale. Una vicenda quindi che interroga, ed è una vicenda invece che addolora e riunisce un'intera comunità, quella che ha colpito la famiglia moldava, la bambina di 3 anni morta a causa del Covid, di cui ha dato notizia ieri a Marghera la pediatra Liviana Dadalt. Un'intera comunità, dicevamo, quella del Lido di Venezia, si stringe attorno alla famiglia. Silenzio e commozione sono queste le 2 dimensioni che questa mattina avvolgevano gli Erberoni, punta a sud del Lido di Venezia, dove abita la famiglia di Laura, bimba di origine moldava ma residente al Lido, già affetta da gravi patologie, prima vittima di Covid in età pediatrica in Veneto. Un senso di smarrimento intonato alla mattinata di nebbia calata improvvisamente in laguna. Subito l'isola si è mobilitata con grande cuore e tanta solidarietà, non appena la notizia del decesso è trapelata ieri durante il punto stampa del governatore Zaia. La morte risale alla notte di Natale, qualche giorno fa, ma la famiglia si è chiusa nel più completo riservo per il dolore. Nessuno vuole parlare. Ugualmente è partita in forma anonima una raccolta di fondi per sostenere la famiglia, in particolare per contribuire alle spese della cerimonia funebre. Sono stati attivati da oggi vari punti di raccolta al Lido, ma anche in centro storico. L'iniziativa proseguirà fino al 10 gennaio. Poi sarà l'associazione benefica Una Mano per Tutti a far pervenire l'importo raccolto. La cerimonia funebre con rito ortodosso si terrà al Lido, probabilmente la prossima settimana, anche se non è ancora stato fissato il giorno e l'orario. È prevista comunque una grande partecipazione della comunità moldava di Venezia, ma anche della terraferma, nel rispetto delle normative anticontagio. Ci sarà sicuramente anche padre Dimitri ad officiare la cerimonia, che aveva battezzato la piccola Marghera. Il presidente della municipalità del Lido e Palestrina, Emilio Guberti, esprime la vicinanza istituzionale alla famiglia. Di fronte alla morte di una bambina di 3 anni non ci sono molte parole da dire, se non stringersi forte forte ai genitori di Laura e condividere il loro immenso e profondo dolore.
Stasera dalle 21:15 appuntamento speciale in prima serata con il governatore del Veneto. Nell'ultimo giorno del 2021 le reti Media Nord-Est trasmetteranno infatti il messaggio di fine anno del presidente Luca Zaia, il bilancio di 12 mesi vissuti in trincea nella guerra al Covid, ma anche uno sguardo importante verso il 2022 alle porte, con le sfide della Pedemontana, delle Olimpiadi di Cortina, Milano 2026 e dell'autonomia. Appuntamento quindi da non perdere questa sera sulle emittenti del gruppo Media Nord-Est a partire dalle 21:15. Ritorniamo alla cronaca e andiamo a raccontarvi la giornata di dolore e commozione vissuta ad Asiago, dove la comunità ha detto addio per l'ultima volta a Giulia Rigon. Carissima amica e sorella Giulia, risplende dal sole per tutti noi come stella luminosa e indicarci le vie dell'amore. Celebrati questa mattina nel Duomo di San Matteo ad Asiago i funerali di Giulia Rigon, la 31enne trovata morta in un camper a Bassano del Grappa, decesso per il quale è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato il compagno Enrique Capellari. In molti hanno riempito il piazzale della chiesa e si sono stretti intorno alla famiglia, a papà Adriano, a mamma Oriana e alla sorella Valentina, per dare l'ultimo saluto a lei che in molti la riconoscevano come donna introversa, fragile, un po' insicura, ma tenace e caparbia allo stesso tempo. Ti sei dovuta scontrare presto con delle difficoltà che ti hanno impedito di vivere la vita con spensieratezza. E lentamente le chiacchiere leggere di una ragazzina che ha tutta la vita davanti a sé si sono trasformate in lunghi silenzi. Il tuo sguardo si è spento, diventando a tratti cupo, a tratti vuoto. La gioia di vivere ha lasciato il posto alla malinconia. Sorriso dolce e occhi pieni di luce. Giulia aveva scelto di allontanarsi da casa per vivere appieno il suo amore. Un amore che la famiglia definisce difficile e instabile e che l'avevano portata a chiudersi in se stessa, rendendola ancora più fragile. E quando con pazienza, aiutata da chi ti voleva bene, hai ritrovato la serenità, sentendoti pronta al lavoro e alla vita che finalmente sembrava sorriderti, eri al settimo cielo. E con te lo eravamo tutti noi. È così che vogliamo ricordarti, Giulia, con gli occhi pieni di luce e il sorriso dolce di quest'estate. Così ad Asiago l'ultimo addio Giulia Rigon, un capodanno, quello che ci apprestiamo a vivere, contrassegnato da 1000 interrogativi decisamente sottotono per ovviamente la questione del virus, e sono fioccate tante, troppe disdette nei ristoranti. Possiamo chiamarla incertezza da Omicron. Quel che è certo però è che in Italia l'impennata di contagi sta moltiplicando le disdette per i cenoni di Capodanno. E in questo clima di insicurezza sono tanti a Vicenza e provincia i ristoratori che hanno deciso di chiudere il locale per il veglione il 31 dicembre. Però chiuso perché le poche adesioni già precedenti alle ultime normative erano già scarse, poi molte disdette negli ultimi giorni, quindi avrei avuto poche persone confermate, quindi 8, 10, 12 persone confermate, e il mio pensiero è quello che mi conviene tenere chiuso e non ne vale la pena neanche aprire. C'è poca informazione nell'uscita sicura e quindi anche la gente è poco invogliata ad uscire. Le ultime regole sono uscite veramente poche ore prima di quello che doveva essere il clima natalizio, il clima di festività, e molto confuse. C'è molta disinformazione, quindi la gente nell'incertezza rimane a casa. Al ristorante quest'anno no, nemmeno l'anno scorso, con tanti amici, ma non ristorante. Niente, non farò niente, di sicuro niente. Neanche io, starò a casa. Niente ristorante per noi, sarà per l'anno prossimo. Cosa farà a Capodanno? Starà a casa o al ristorante? Sarò a casa, con mia moglie e col mio cane. Tutti a casa, una doccia fredda per i ristoratori che all'inizio di dicembre avevano previsto un boom di prenotazioni per le festività, ma c'è anche chi resiste attuando nuove strategie, incrociando le dita. Noi qui in città abbiamo fatto una scelta diversa, quest'anno lavoriamo fino alle 7 di sera, poi teniamo chiuso, e visto che non abbiamo eventi in piazza, è un capodanno un po' sottotono, preferiamo concentrarci sull'altro locale che abbiamo in collina, dove abbiamo un buon riscontro al momento, sperando sempre nelle ultime 24 ore di non avere disdette e quant'altro, visto il Natale.
Capodanno sottotono, dicevamo, ma anche caratterizzato da controlli. Controlli rafforzati delle forze dell'ordine per la notte di Capodanno. A confermarlo oggi durante un collegamento in diretta il comandante del nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Treviso, Marco Turrini. Siamo impegnati assieme alle altre forze di polizia con il coordinamento della Prefettura di Treviso in una serie appunto di controlli che saranno finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni, anche le più recenti emanate, proprio in tema di contrasto all'emergenza epidemiologica. Oltre 1700 controlli ogni giorno da parte dell'Arma dei Carabinieri. Però devo dire che nella quasi generalità dei casi non abbiamo registrato particolari violazioni, quindi ci auguriamo che sia ancora così e che questo Capodanno possa svolgersi serenamente, senza particolari difficoltà. Regole per più di qualcuno difficili da apprendere. Devo dire che è prevalso sempre il senso di responsabilità e anche i nostri interventi, gli interventi dell'Arma dei Carabinieri e delle altre forze di polizia sono spesso stati finalizzati a garantire un'informazione il più possibile capillare, quindi abbiamo registrato moltissimi cittadini che hanno chiamato le nostre centrali operative proprio per avere chiarimenti, informazioni sulle prescrizioni in vigore. Diverse le zone critiche per assemblamenti e contagi. Le città, i paesi più importanti saranno monitorati e poi interverremo laddove appunto verranno notati degli assembramenti proprio in virtù di quelle che sono le prescrizioni in atto. Dai Carabinieri infine l'appello per un Capodanno da trascorrere nel rispetto delle regole anticontagio. Affrontare questa nottata di Capodanno come giusto che sia, al divertimento, al fatto di passare qualche ora in serenità, però ecco, sempre facendo attenzione quindi a non eccedere ovviamente in comportamenti che poi possono diventare rischiosi non solo per sé ma anche per gli altri. E poi c'è un tema che resta e che caratterizza ogni Capodanno, pandemia o non pandemia, quello dei botti e della paura che questi suscitano nei nostri animali domestici. Ogni botto è un'esplosione di paura. In primo piano il musetto terrorizzato di un cagnolino. Empa Padova con questa immagine come ogni anno cerca di sensibilizzare la popolazione a non sparare i botti di Capodanno che sono un fattore di terrore per gli animali. Serve una legge nazionale, chiede Empa. Alcuni comuni del Padovano come Selvazzano e Cadoneghe hanno disposto delle ordinanze per vietare lo sparo dei petardi e fuochi d'artificio. In particolare a Selvazzano l'ordinanza resterà in vigore fino al 6 di gennaio e vieta l'accensione e lanci di botti in tutte le aree pubbliche. Anche il sindaco di Padova chiede con un post su Facebook di festeggiare senza esplosioni di botti. Si può andare da una paura improvvisa fino a cose ben più gravi che possono essere ad esempio attacchi di panico, fughe in animali non ben detenuti in casa o anche animali che possano diventare aggressivi per una reazione da irritazione, da paura grave. Anche la Lega Nazionale di Difesa del Cane invita al rispetto, ai padroni il consiglio di non lasciare a casa da soli gli animali domestici, di chiudere bene finestre e persiane per insonorizzare l'ambiente. Ogni anno si assistono poi a problemi sia fisici che comportamentali, sia nei nostri animali domestici, ma anche bisognerebbe cominciare a pensare alla fauna selvatica che ne risente in modo importante. I fuochi d'artificio sono oggettivamente un problema, al di là del fatto del consiglio di non utilizzarli, sarebbe bene magari anche incentivare lo sviluppo di fuochi d'artificio con un livello sonoro meno impattante o magari ancora meglio senza proprio il classico botto. Pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Vicenza, dove il mondo dell'imprenditoria e non solo è in lutto. Adriano Chimento è morto. Il grande imprenditore orafo vicentino è stato stroncato dai postumi di un ictus l'altro giorno nella sua abitazione in Florida, dove si era trasferito con la moglie Teresa. Aveva 81 anni, dedicati fin da giovane all'attività e allo sviluppo dell'arte orafa. Prima come artigiano, poi come imprenditore illuminato. I suoi collaboratori parlano di lui come di un genio creativo visionario, anticipatore dei gusti internazionali nel design.
Non solo, la sua caparbietà e lo spirito innovatore gli avevano consentito di raggiungere i massimi livelli nella tecnica dell'oreficeria stampata cava negli anni '80. Un esempio in grado di trascinare l'intero comparto orafo vicentino. L'azienda, dalla sua sede di Grisignano di Zocco, raggiunse l'eccellenza tra le prime a livello internazionale nella gioielleria e oreficeria d'alta gamma con diamanti e perle. La sua Chimento Gioielli SPA fu poi colpita dalla crisi che cercò di contrastare impiegando molto del suo capitale personale. I suoi gioielli più importanti sono stati però i suoi figli, Mario e Federica, coinvolti direttamente nell'attività di famiglia. Famiglia alla quale Adriano era veramente molto legato, alla cui teneva veramente molto. Non di meno vanno ricordate le grandi doti umane di questa persona, attenta al territorio dove era insediato con la sua industria. Ritengo addirittura che non ci sia componente di qualche famiglia grisignano che non abbia lavorato nel suo laboratorio, nella sua industria. Ma ricordo anche i tanti altri impegni di Adriano. Lui ha saputo veramente essere molto attento anche ai bisogni. E quindi grazie Adriano Chimento per quello che hai dimostrato col tuo essere uomo, col tuo essere imprenditore, col tuo essere padre, col tuo essere componente veramente di un'industria che credo ti pianga oggi per quello che veramente sarà un grande ricordo che lascerai per tutti. Ma ci sono anche delle belle notizie, una arriva da Abano Terme. Tanta fretta di nascere, la piccola Maria, nome di fantasia, non ha aspettato di arrivare in ospedale e ha visto la luce in macchina la mattina dell'ultimo giorno dell'anno. La piccola e la neomamma sono state soccorse da un'ambulanza del Policlinico di Abano Terme che ha raggiunto la coppia di genitori. Il papà, infatti, avendo capito che la piccola stava per nascere, ha accostato la macchina lungo la statale 16 via Adriatica, ha chiamato il 118. Immediatamente l'ambulanza ha soccorso mamma e bambina, portate nel reparto materno-infantile del Policlinico di Abano Terme, dove ad accoglierle c'erano gli specialisti del punto nascite che hanno portato la neonata al nido con una termoculla. E un messaggio di incoraggiamento in questo ultimo giorno dell'anno arriva dalla Patriarca di Venezia. In quest'ultimo anno la città l'ha vista risollevarsi? Ho visto una città che non vuole sedersi. Ho visto una città che non vuole darsi per vinta. Ho visto una città che si sta riprendendo, ma ancora una città che deve mettere a fuoco quello che sarà un equilibrio futuro. Nell'ultimo giorno dell'anno si alza forte la voce del patriarca, Monsignor Francesco Moraglia, che sotto l'albero di Natale per il nuovo anno chiede anche importanti scelte per il futuro di Venezia. E non parlo solo di sostenibilità ambientale, e questa la mettiamo in conto e la diamo per scontata, ma anche per quello che riguarda la vocazione di Venezia, che non è solo da guardare dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista dei flussi quantitativi. E da questo punto di vista quali saranno, secondo lei, per la città le sfide del 2022? Ma il 2022 sarà prima di tutto vedere di riuscire a inquadrare questo territorio con le potenzialità che questo territorio ha. Non ci può essere solo il turismo, sono le parole del patriarca Francesco, a trainare la città. Certamente il turismo, ma non solo il turismo. Si parla di Venezia come capitale internazionale di una sostenibilità ambientale. Ecco, vediamo, cerchiamo di dare concretezza a questo progetto. Queste le parole del Patriarca, ma vi ricordo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 21:15 sulla nostra emittente con il messaggio di fine anno del governatore del Veneto Luca Zaia. Il bilancio di questi 12 mesi vissuti sempre in trincea, ma soprattutto le sfide del futuro, Pedemontana, Olimpiadi e tanto altro. A partire dalle 21:15 su Antenna 3
3 sulle reti del gruppo Media Nord-Est. Ovviamente l'augurio è quello di un buon fine d'anno e di un buon inizio da parte di tutta la redazione di Antena 3. Adesso ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Benvenuti al Meteo. 1 gennaio 2022, l'anno nuovo si apre all'insegna dell'anticiclone africano sempre più presente sul nostro territorio. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto al mattino nubi basse e nebbie in pianura, localmente persistenti, ma in prevalenza si dissolveranno a seguire. Cielo in montagna generalmente sereno, dopo il tramonto però nuova formazione di foschie in pianura. Attenzione perché saranno anche fitte. Temperature stazionarie, minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime sui 5-9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà sereno sui rilievi, cielo coperto invece sulle aree pianeggianti al mattino, ma col passare delle ore più sole. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove splende il sole dappertutto, come vediamo. Sarà limpido e sgombro da nubi ovunque. Temperature minime intorno a 5-6 gradi, massime quasi primaverili, comprese tra i 13 e i 16 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, buon inizio anno a tutti voi.